Quando sono solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancan le parole. E io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te, partirò su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so, no, non esistono più, con te io li rivivrò, con te partirò. Anche benvenuti a coloro che sono collegati con noi, alcuni rappresentanti dei Focolars e Furlars nel mondo, che poi ci porteranno una breve testimonianza. Buonasera anche a tutti gli altri che sono collegati con noi questa sera e agli ospiti che ci aiuteranno ad entrare, a parlare, a riflettere su una delle questioni centrali del nostro tempo, e cioè l'immigrazione. Una realtà che non va più considerata un'emergenza, qualcosa che si può scegliere che ci sia o non ci sia, o da cui ci si deve difendere, ma come un elemento, è un elemento costitutivo delle nostre società e da cui non si può prescindere nella costruzione del futuro, una realtà che proprio in questi giorni vede nuove tragedie. Il brano musicale che ha aperto l'incontro, Con te partirò, ci ha in qualche modo introdotti all'argomento. È stato interpretato dal tenore Francesco Grollo, accompagnato al pianoforte
dal maestro Antonio Camponogara. Grazie a voi per averci accolti così. Ecco, prima di cominciare ancora una parola per ricordare il titolo della serata, Prosit, espressione latina che significa che giovi. È l'augurio che ci si scambia spesso nel momento dei brindisi in Friuli, anche noi lo faremo alla fine di questo momento, ma prosit vuol dire anche salute, felicità, prosperità, ed è l'augurio che ci faremo per un futuro migliore, più fraterno, dove la vita sia rispettata e difesa sempre. Allora cominciamo col nostro primo ospite, padre Fabio Baggio, che è il sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che ospita questo evento ed è responsabile della sezione Migranti e Rifugiati. Padre Baggio, i friulani se ne intendono di migrazioni. A lungo hanno emigrato in giro per il mondo per poter lavorare e vivere meglio. Si sono integrati nelle società che li hanno ospitati, non sempre è stato facile. Ora tocca a noi permettere e favorire l'integrazione di altri che vengono da lontano. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati è il titolo del messaggio di Papa Francesco per la prossima giornata del migrante e del rifugiato. Ecco, dice la prospettiva e la visione della Chiesa sulla questione, ma ci dica lei. Grazie della possibilità di partecipare a questo bellissimo Prosit, che giovi, a questo augurio che lanciamo da questa sala dedicata al Cardinale Cegaray, fondatore anche di un filone di pensiero di giustizia e pace all'interno della Santa Sede. Da questa sala, che oggi ci accoglie, voglio presentare una breve riflessione su quello che è il messaggio del Santo Padre per questa giornata mondiale del migrante e rifugiato 2022. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati, questo è il tema che il Santo Padre ha dato al suo messaggio per la 108ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà il prossimo 25 settembre. In un mondo profondamente segnato dalla crisi pandemica e da emergenze umanitarie vecchie e nuove, Papa Francesco ribadisce con vigore l'impegno comune a costruire un futuro che risponda sempre di più al progetto di Dio, un futuro di pace e prosperità, il regno di Dio. Il futuro va costruito con i migranti e i rifugiati, sottolinea il Santo Padre, così come con tutti gli abitanti delle periferie esistenziali, con gli scartati e gli emarginati, perché nessuno rimanga escluso. Questa inclusione è conditio sine qua non, perché senza di loro non sarebbe il regno di Dio e non sarebbe il regno che Dio vuole. Ma costruire con significa anche riconoscere e promuovere il contributo dei migranti e dei rifugiati a tale opera di costruzione, perché solo così si potrà edificare un mondo che assicuri le condizioni per lo sviluppo umano integrale per tutti e tutte. Nel suo messaggio Papa Francesco fa ampio riferimento alla visione profetica di Isaia 60, nella quale l'arrivo degli stranieri è presentato come un'opportunità di arricchimento sociale ed economico per la Nuova Gerusalemme. E la storia ci insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre società. Tutte le grandi civiltà sono sorte dall'incontro di popoli diversi, che hanno saputo trarre grande giovamento dalla diversità di lingue, culture e tradizioni. Gli imperi e i regni del passato si sono arricchiti grazie all'apporto di popoli diversi, di donne e di uomini che hanno contribuito, spesso in modo umile e silenzioso, alla crescita di tutti e tutte. Grazie alle migrazioni sono nati nuovi paesi, sono stati popolati e fecondati territori reconditi, sempre grazie allo spostamento di persone
è stato portato il messaggio di Gesù Cristo agli angoli più remoti della terra. Nella mia esperienza missionaria in Cile, Argentina ed Australia, ho avuto modo di toccare con mano quanto gli emigrati italiani hanno contribuito allo sviluppo delle società che li hanno accolti. I più hanno faticato molto all'inizio e hanno dovuto anche superare pregiudizi ed ostilità che hanno reso ancor più dolorosa l'esperienza migratoria. Ma con tenacia e spirito di sacrificio hanno saputo costruire cose grandi, collaborando allo sviluppo di città e campagne oltreoceano. Hanno arato per la prima volta migliaia di ettari, hanno dato vita a nuove industrie, hanno contribuito all'innovazione e ai progressi tecnologici in tanti settori. Essi hanno anche portato arte e cultura, assieme alle loro tradizioni religiose, intrise di pietà popolare. Hanno eretto templi e scuole cattoliche. Hanno arricchito le chiese locali con confraternite e associazioni laicali. Hanno dato tante vocazioni al clero locale. Si tratta di una vera eccellenza italiana che ho avuto modo di riscontrare anche in Canada, negli Stati Uniti, in Brasile, in Sudafrica, in Svizzera, in Germania, in Francia, in Belgio e potrei continuare. E che dire delle seconde e terze generazioni, le quali, grazie ai sacrifici delle loro madri, dei loro padri, si sono integrati con le comunità locali e hanno contribuito al loro sviluppo, arrivando anche ad occupare posizioni professionali prestigiose e importanti cariche civili e politiche. Anche oggi il contributo dei migranti e dei rifugiati è fondamentale per la crescita sociale, economica, culturale e religiosa delle nostre società. Spesso rimane nascosto, nell'ombra, ma si tratta indubbiamente di un grande potenziale che va riconosciuto e valorizzato. Questo è vero per tanti giovani italiani che anche oggi, ahimè, emigrano in cerca di un futuro migliore, così come è vero per i migranti dell'Asia, dall'Africa e dall'America Latina, che guardano ai paesi più economicamente sviluppati come unica possibilità di realizzazione personale e familiare. Vale anche per i profughi e i rifugiati, che nonostante l'esodo forzato e le sofferenze, sono disposti a mettersi in gioco per rifarsi una vita nella terra che li ha accolti. Tanti studi autorevoli dimostrano, dati alla mano, come il contributo economico e sociale di migranti e rifugiati alle comunità ospitanti sia evidente, anche se viene spesso offuscato da alcuni episodi di cronaca nera, che riguardano però uno sparuto numero di persone. Tale contributo può essere potenziato attraverso programmi di inclusione e di integrazione che ne amplifichino la portata. Il Santo Padre evidenzia come la presenza di migranti e rifugiati rappresenta anche un'occasione di crescita culturale e spirituale per le comunità che li accolgono. Grazie a loro, dice il Santo Padre, abbiamo la possibilità di conoscere meglio il mondo e la bellezza della sua diversità. L'incontro e la conoscenza reciproca ci fanno crescere nella nostra umanità e aprono la nostra mente a visioni e prospettive nuove. Dal messaggio del Santo Padre si evince come i migranti e i rifugiati cattolici siano una vera benedizione per le chiese locali, in quanto permettono di vivere più pienamente la cattolicità. Essi sono portatori di dinamiche rivitalizzanti, animatori di celebrazioni vibranti. Con le loro espressioni di fede e devozione, essi contribuiscono a rendere ancora più bella l'esperienza comunitaria. Secondo il Santo Padre, costruire il futuro è un imperativo che si declina in prima persona plurale. È un dovere e un impegno di tutti e di tutte, che deve cominciare da subito, perché il futuro comincia oggi e comincia da ciascuno di noi. Non c'è tempo da perdere,
se davvero vogliamo che il progetto di Dio sul mondo si realizzi davvero. Il Santo Padre conclude il suo messaggio con una magnifica preghiera che mi permetto di citare. Signore, rendici portatori di speranza, perché dove c'è oscurità regni la tua luce e dove c'è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro. Signore, rendici strumenti della tua giustizia, perché dove c'è esclusione fiorisca la fraternità e dove c'è ingordigia prosperi la condivisione. Signore, rendici costruttori del tuo regno, insieme con i migranti e i rifugiati e con tutti gli abitanti delle periferie. Signore, fa che impariamo com'è bello vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen. Per quanto ci ha detto. Ecco, è il momento di dare adesso la parola al presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Loris Basso, che ci ha convocati qui questa sera e che nel suo saluto ci indicherà il senso del suo impegno. A braccia aperte per portare, come diceva la nostra presentatrice, veramente l'esperienza umana che gli emigranti friulani in oltre un secolo hanno portato in giro per tutti i 5 continenti. Difatti noi rappresentiamo come Ente Friuli nel mondo tutta la migrazione friulana in tutti i 5 continenti, in oltre 160 paesi del mondo. E quindi oggi qua in rappresentanza di tutti i nostri fogolars, famiglie friulane, abbiamo anche i migranti nel Lazio, no? Quindi abbiamo a Roma, da Roma, il Fogolar di Roma, il presidente Pittoni Francesco, di Aprilia, la Pimpinelli Daniela, di Latina Bruno Canciani. Collegati con noi abbiamo dei rappresentanti che ci guardano in diretta dal santuario di Castelmonte di Buenos Aires, Don Claudio Snidro, dall'Australia l'ingegnere Federico Martin, referente dei Fogolars dell'Australia, José Gianella, referente dei Fogolars del Brasile. Dal Friuli assieme a me è arrivato anche il consigliere Papais Luigi, che è anche consigliere di un centro di formazione professionale di Cividale del Friuli, dove si accolgono tutt'oggi centinaia di minori stranieri non accompagnati. Ed era quella l'esperienza che le dicevo la scorsa settimana. Il conte del Ducato dei Vini Friulano, Tomada Fabrizio, che poi avrà un motivo di presentarsi e anche il motivo perché oggi siamo qua. Gli illustri relatori dell'Intesa San Paolo, la dottoressa Alicata, che ci fornisce sempre con attenta analisi dei flussi migratori. Ovviamente la dottoressa Masotti, giornalista di Radio Vaticana e friulana doc. E quindi abbiamo il piacere di avere anche una friulana doc che fa parte di tutto, diciamo, l'ambiente del Vaticano. Il nostro ente, fondato nel 1953, è sorto perché i nostri emigrati non volevano smarrire la loro identità friulana e la loro cultura, quelle peculiari della nostra terra. Da sempre, attraverso i nostri Fogolars Furlans, siamo stati punti di riferimento ed anello di congiunzione della diaspora. Tutto è connesso, è il messaggio principale dell'enciclica Laudato Si. Siamo tutti connessi, altresì il messaggio fondamentale dell'enciclica Fratelli Tutti, che lo scorso anno dove ci siamo trovati ad Aquileia, luogo di incontro fra i popoli, per dire con un gesto concreto che non c'è cura della vita e della salute senza una relazione con gli altri e con il creato. Un esempio ne è proprio l'emigrazione friulana. Statistiche consolidate rilevano che dal 1876 al 1976 sono stati oltre 27 milioni gli italiani che hanno lasciato la loro nazione, dei quali oltre 2 milioni di friulani. Un popolo che nei secoli ha saputo coltivare vincoli di fratellanza fra genti di lingua e tradizioni diverse.
fedeli all'atavico destino di una terra, come il Friuli, posta da Dio a fare d'anello di congiunzione e limite di tre grandi civiltà, la germanica, la slava e la latina, ma che ha sempre lasciato il segno del dialogo arricchente, di cui il migrante è portatore nelle comunità in cui è accolto. Le parole del Santo Padre, costruire il futuro con i migranti e rifugiati, hanno colto il senso del nostro agire e del nostro stesso vivere da quasi 70 anni, come comunità che emblematicamente si richiama a partire dal migrante, al fogolar, alla famè, cioè alla nostra famiglia. Potete ben comprendere la gioia delle parole del Santo Padre e il suo messaggio per la 100ª giornata. Questo, giusto? Giornata del migrante e del rifugiato, dove tutti noi ci siamo sentiti compresi attraverso la sua riflessione, per cui costruire il futuro con i migranti e rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può portare al processo di costruzione. Il Santo Padre ha posto l'accento sulla questione delle persone e la loro capacità a concorrere allo sviluppo e al benessere collettivo. Queste parole ci portano ad affrontare dei ragionamenti anche come ente friulani nel mondo, come friulani nel mondo. È pur vero che l'esperienza migratoria italiana e friulana in particolare inizia alla fine dell'Ottocento ed è ben diversa da quella attuale, ma dobbiamo farci forti di quella esperienza per poter affrontare con serenità e concretezza l'attuale. Non solo ai fini dell'integrazione, ma ai fini di concepire una nuova dimensione dell'emigrazione stessa, fenomeno impellente e da portatore di nuova cultura e dialogo all'interno di una comunità dove si sta invecchiando e perdendo fattori di crescita. Dobbiamo cercare di esprimere il concetto dove una società non solo deve sopravvivere, ma può e deve anche crescere. Il tutto è necessario perché le ragioni culturali e sociali del migrante possono portare una base di crescita anche economica alla società in cui io stesso vivo, se governata e gestita. Un esempio concreto sono le migrazioni dei friulani in America Latina, poi verremo in Canada, in Australia. E per portare un esempio anche quella della vicina latina, dove ho avuto la scorsa settimana il piacere di festeggiare assieme ai 60 anni del nostro Fogolare i 90 anni della fondazione del Città di Latina, grande opera dei friulani e dei veneti, no? E quindi che hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo anche di questa comunità. Sta nella capacità delle persone di sviluppare il benessere collettivo, permettendo una crescita sostenibile. Da oggi anche noi, come ente friulani nel mondo, siamo coinvolti. Siamo chiamati assieme al Dicastero a far conoscere le buone pratiche, gli esempi virtuosi della nostra diaspora, affinché il migrante possa rappresentare un fattore di crescita e non un ospite scomodo. Il contributo dei migranti e dei rifugiati è fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre società, l'abbiamo sentito dire. Nel messaggio il Papa precisa che questo contributo potrebbe essere assai più grande se valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si tratta, scrive, di un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità. Qual è il ruolo possibile in questo senso per una banca? Vogliamo conoscere una buona pratica, come ha detto il Presidente Loris Basso, il progetto di inclusione finanziaria e di sostegno per uno sviluppo integrale offerto da Banca Intesa San Paolo. Ce lo presenta l'avvocato Jacques Moscianese, Executive Director e responsabile della Direzione Centrale Institutional Affairs di Intesa San Paolo, che si occupa di relazioni istituzionali con le pubbliche istituzioni, con le autorità antitrust, con le associazioni dei consumatori a livello sia nazionale che europeo. Si potrebbe dire tanto altro di lei, ma le diamo la parola. Innanzitutto lasciatemi dire, buon pomeriggio a tutti, lasciatemi dire che sono molto onorato di essere qui e di aver ricevuto l'invito a prendere parte a questa fantastica iniziativa e anche di poter rappresentare Intesa San Paolo insieme al collega e amico Massimiliano Catozzi in questo evento. Ringrazio ovviamente padre Fabio Baggio
per aver pensato a noi come interlocutori e per l'ospitalità in questo meraviglioso palazzo, ovviamente la dottoressa Licata, il dottor Loris Basso, che ha promosso questo importante momento di riflessione e di confronto. Allora, come probabilmente saprete, Intesa San Paolo è la prima istituzione finanziaria di questo paese e, come forse spero sapete, ha anche profuso negli anni un costante impegno a sostegno della società, dell'economia e anche molto dei territori italiani. Importante è stato anche lo sviluppo delle attività internazionali della banca a supporto specie dell'internazionalizzazione delle piccole, medie e grandi imprese. A titolo di esempio, noi siamo presenti moltissimo nell'Est Europa, nel Nord Africa, e poi abbiamo una serie di filiali corporate, comunque siamo presenti, diciamo, da New York a Sydney, quindi siamo ovunque in sostanza. Negli ultimi 2 piani industriali del gruppo Intesa San Paolo, promossi dal nostro amministratore delegato Carlo Messina, il gruppo Intesa ha dato anche un forte impulso alle iniziative di stampo ambientale, di stampo sociale, di profilo culturale, di economia inclusive, e le abbiamo riunite tutte a un certo punto sotto una direzione cosiddetta, sotto un concetto di impact banking. Il modello di impact banking ci ha consentito di agire a sostegno dei più bisognosi, sia in ottica emergenziale, ad esempio all'inizio della fase più acuta, no, della pandemia, sia nel lungo periodo con iniziative mirate di inclusione finanziaria nei confronti delle categorie a volte escluse dal circuito finanziario e che sono sprovviste tendenzialmente anche di asset, di patrimonio, di garanzie. Mi riferisco soprattutto agli studenti, alle madri di famiglie, diciamo i primi esclusi, quelli che sono alla soglia della finanziabilità ma che purtroppo non sono finanziabili. In questo contesto è maturata nel gruppo l'idea di costituire un osservatorio permanente sull'inclusione finanziaria dedicato proprio ai migranti che hanno scelto il nostro paese come punto di arrivo. Allora, l'osservatorio svolge delle analisi costanti sullo stato dell'inclusione finanziaria dei cittadini stranieri residenti in Italia, con il fine di evidenziare poi alla fine alle istituzioni, agli operatori economici, agli stakeholder in generale, come un elevato livello di integrazione finanziaria sia un prerequisito essenziale per una piena integrazione sociale ed economica. Io ho accolto l'invito di Padre Baggio di dare qualche numero e qualche indicazione, quindi ho delle slide, e mi scuso per questo perché non so che non è qualcosa di molto bello, però è utile per seguire. Allora, alcune evidenze. Il processo di integrazione di un individuo all'interno di una società è complesso e, come sappiamo, influenzato da moltissimi fattori. La condizione del migrante si caratterizza peraltro da una serie di fragilità che conosciamo tutti, le condizioni lavorative che sono spesso molto precarie, l'assenza di una rete, lasciatemi dire, amicale, parentale, a cui uno si può rivolgere in caso di difficoltà o di necessità, e ovviamente l'assenza di un patrimonio di riferimento. Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Si, parla di bene comune come l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente. La stessa Costituzione italiana, all'articolo 3, indica fra i ruoli dello Stato proprio quello di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione alla vita sociale, politica ed economica. Quindi in questo contesto e in una società matura come la nostra, l'inclusione finanziaria, ossia l'accesso e l'utilizzo efficace degli strumenti finanziari, può rappresentare una componente essenziale per rafforzare l'integrazione e soprattutto l'integrazione quotidiana e soprattutto la progettualità di lungo periodo del singolo migrante. Se passiamo alla slide successiva, se guardiamo alcuni dati sul fenomeno migratorio nel nostro paese, che sono qui riassunti, ci dovremo rendere conto come i migranti in prospettiva possono costituire un importante fattore, lo abbiamo detto, di crescita per se stessi e per la comunità che poi li accoglie. Ovviamente il mio accento tradisce il fatto che io sono un ex migrante emigrato dalla Francia all'Italia, se siamo esattamente, se questo è il tempo. Però il numero importante di cittadini oggi che abbiamo, grazie, il numero di cittadini migranti residenti oggi in Italia sono circa 5,2 milioni, vediamo che l'età media è molto più bassa
della popolazione autoctona e la loro vivacità imprenditoriale sono obiettivamente dei fattori molto positivi per la nostra economia. Quindi in una popolazione che invecchia come quella italiana, avere dei migranti che hanno un'età media più bassa rispetto ai nostri lavoratori è sicuramente qualcosa di positivo. Sotto il profilo finanziario, però, il 20% dei cittadini stranieri adulti è ancora escluso dal circuito rispetto al 6% degli italiani. Il dato però è in netto miglioramento rispetto al 2010, ma esiste obiettivamente ancora una forte diffidenza culturale nei confronti degli operatori e anche da parte delle banche, questo bisogna dirlo. Possiamo dire che queste considerazioni che abbiamo fatto diciamo, si possono riassumere in due messaggi importanti. Uno è che la migrazione è un motore di crescita per il Paese. Questo e per il Paese e per il progresso sociale, questo è un elemento sicuro. Secondariamente il processo di inclusione è avanzato, ma rimangono chiaramente ampi margini di miglioramento, come potete vedere dai dati che abbiamo esposto. Questa volta la slide successiva, se possiamo. È anche utile vedere questo processo come appunto un percorso circolare. Il migrante che si è stabilizzato comincia in primis a richiedere l'accesso a strumenti bancari e finanziari di base come le rimesse o il conto corrente. Con il passare del tempo le sue esigenze possono cambiare in funzione di un progressivo aumento del reddito suo o per incombenze di un nucleo familiare allargato, e dunque può profilarsi l'utilità di accedere a servizi un po' più complessi rispetto alle rimesse, rispetto al conto corrente. In questa fase diventa fondamentale ovviamente l'apporto delle istituzioni, delle associazioni, degli operatori per avvicinare il migrante allo step successivo del processo di inclusione, in cui la corretta presentazione e la combinazione di diversi prodotti e strumenti può favorire la creazione di un circuito virtuoso fra risparmio, credito e successivamente poi investimento sul territorio. Slide successiva, se possiamo, sui pagamenti. Qui i dati ci mostrano che i servizi di pagamento sono la porta d'ingresso sostanzialmente del sistema finanziario. La rivoluzione digitale dell'ultimo lustro ha ovviamente rafforzato questa tendenza, ma l'accesso al sistema dei pagamenti è centrale nella vita di un migrante, anche in relazione alla possibilità di inviare denaro, lo sappiamo, ai familiari e parenti nel proprio paese di origine, sostenendoli e creando le condizioni per un miglioramento delle loro condizioni di vita. Le rimesse a livello internazionale, giusto per dare qualche numero, hanno acquisito un valore crescente sotto diversi profili. Da un punto di vista quantitativo hanno raggiunto i 660 miliardi di dollari nel 2020, superando in volume la consistenza degli investimenti diretti esteri, e si confermano stabili nel tempo, avendo contenuto le contrazioni negli anni della pandemia. Sul risparmio, negli ultimi anni si è registrato un lento ma continuo aumento delle capacità di risparmio dei migranti. I dati mostrano un'elevata propensione al risparmio dei cittadini stranieri, che si colloca intorno al 27% scusate, nel 2021, è un dato in diminuzione rispetto al 2017, ma evidentemente nel frattempo è intervenuta la pandemia. Ma è significativo perché è migliore rispetto alla propensione al risparmio degli italiani, che si aggira intorno al 15,8%. Per quanto riguarda il credito, il dato più interessante è quello relativo ai prestiti per l'acquisto di abitazione, che negli ultimi 10 anni ha fatto sempre segnare tassi di crescita positivi. È un dato che evidenzia da un lato una domanda di stabilità del migrante, e dall'altra ovviamente la capacità di indebitamento del migrante, che nel frattempo si è integrato nel territorio. Per quanto riguarda le assicurazioni, aumenta nella popolazione di migrati la consapevolezza dell'importanza della copertura assicurativa per ridurre i rischi tipici di una condizione di maggiore precarietà, e per altro verso aumenta anche l'interesse per i prodotti assicurativi che uniscono una componente di risparmio, dimostrando anche qui un desiderio di stabilizzazione sul territorio e di riduzione, e un'altra componente di riduzione del rischio, come nel caso dei prodotti di ramo vita. Concludo dicendo che sono queste diciamo, le ragioni per cui abbiamo
tentato di creare questo osservatorio permanente sull'inclusione finanziaria in Intesa San Paolo, e questo ci condurrà nei prossimi mesi a un nuovo studio sullo stato di inclusione finanziaria, con l'intento di rappresentare alle istituzioni, agli stakeholder, istituzioni italiane e europee e internazionali, e agli stakeholder quelle che sono le criticità, le opportunità, le leve d'azione essenziali per agire a sostegno di un processo cruciale per la crescita del nostro paese, per diciamo, assicurare un aiuto a queste persone che entrano nel nostro paese. Vi ringrazio tutti e buon lavoro. Ecco, grazie a lei, Avvocato Moscianese. Sono dati importanti che è bene conoscere, sarebbe bene che tanti conoscessero. Ci colleghiamo ora con i nostri rappresentanti dei Focolars et Furlans, collegati con noi, e cedo la parola al Presidente Loris Basso, che penso sia la persona più adatta perché li conosce e vuole il loro bene. Grazie anche a questi amici, fra quegli altri, quelli dell'Australia, che hanno fatto una levataccia. Io darei subito la parola a Federico Martin, ingegner Federico Martin, referente dei Focolars Furlans d'Australia. Un paio di considerazioni sulla migrazione australiana, su come sono stati accolti e integrati i Focolars, i friulani in questo secolo di permanenza dei friulani, e magari anche la tua esperienza, Martin. Federico. Microfono. Microfono, Federico. Devi accendere il microfono che non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Prova, il microfono l'hai spento forse? È spento, lo vedo. Sì, è spento il microfono, Federico. L'hai spento? Non riusciamo a accenderlo? No. Prova. Allora, intanto che Federico cerca di accendere, tu devi accendere il microfono, Federico. Non ti sentiamo? Hai il microfono spento? Forse l'abbiamo spento noi, no? Quindi accendilo. No, devi accenderlo. Allora, passiamo intanto a Don Claudio. Claudio, provi vediamo se riesci tu a aprirlo. Perfetto. Claudio, portano... Sì. Perfetto, Claudio. Mi sentite? Tu. Sì, mi sentite? Sì, forte e chiaro, Claudio. Don Claudio, tu hai un'esperienza bellissima. Vai. Ma non so da dove cominciare, perché veramente dopo quello che ho sentito, tutte queste presentazioni dei vari, no, le citazioni del Papa, e i discorsi da parte del Padre Baggio e del resto della Banca e San Paolo, mi pare che parlare dell'esperienza che io ho e ho potuto conoscere visitando anche i Focolars qui di Argentina e mantenendo anche la mia, diciamo, responsabilità come cappellano degli emigranti, no? Mi sento veramente tanto piccolo di fronte alla grandezza di questa esperienza che è l'emigrazione nel mondo, no? Io devo dire prima di tutto che il mio arrivare qui a Buenos Aires 37 anni fa non era certamente previsto tutto quello che poi ho vissuto, di incontrare tanta gente e tanta esperienza, diciamo, che gli emigranti hanno lasciato in questo paese e continuano a lasciare. Ho visto che tutti sono venuti qui con progetti, con iniziative, non sono scappati, diciamo, dal Friuli, sono venuti con il desiderio di costruire la loro vita e comunicare a questo paese anche la propria cultura e il proprio amore, soprattutto al lavoro e alla cultura friulana. Per cui, per dire, no, come questi emigranti, no, anch'io sono arrivato qui non solo per un servizio puramente pastorale, che era il principale, no, ma anche per dare un aiuto, un appoggio a quello che era la situazione sociale e educativa e diciamo
della vita di questo popolo, proponendo qualcosa che fosse realmente costruttivo. Per cui già a 5 anni del mio arrivo qui ho inaugurato la scuola, una scuola professionale che per me era importante come risposta alla necessità di questa gente. Che sì, io vedevo partire tutti i giorni qui con l'autobus, con il treno verso la città di Buenos Aires e pensavo a tutti questi operai giovani che andavano a lavorare nella città, chissà se avevano anche le capacità, avevano i titoli, avevano la preparazione, per cui è nata una scuola professionale con titolo, diciamo, statale, perché è anche legata allo Stato, e che dà garanzia di poter rispondere a quei requisiti che la società ora chiede. Per cui la maggior parte dei corsi che si fanno, che siamo partiti con 4 corsi, adesso già siamo arrivati a una 60ina di corsi, la maggior parte sono di informatica, no? Che adesso diciamo, il veicolo più importante per tutte le attività lavorative, per cui si dà in mano, diciamo, la possibilità a questi giovani e anche adulti, anche gente che già lavora, che già sta nell'attività, per poter far fronte alla necessità, diciamo, per rispondere a questa necessità del lavoro, no? Per cui per me l'immigrazione sempre l'ho vista qui come un apporto, come un aiuto, come fondamentale nella costruzione di questa società, no? Per cui la cultura, diciamo, anche friulana, soprattutto la cultura dell'amore al lavoro e alla famiglia, e anche alla Chiesa, alla fede, no? Ha contribuito molto a costruire questa società, no? Nel nostro qui centro, diciamo, barrio, come dicono qua, no? Il nostro centro urbano, no? Di Paolo Podestà, no? La presenza del santuario di Castelmonte è significativa, ha dato un'impronta grandissima allo sviluppo in questi 30 anni che io sono qui. E questo ha avuto un riconoscimento anche grande a livello pubblico, municipale, no? Con un titolo che mi hanno dato a me, però in nome di tutto il lavoro che si sta svolgendo in questa parrocchia, in questo centro, diciamo, professionale. Per cui parlare di immigrazione per me è parlare di un ampliamento della società, di rompere i confini e considerare che uno non può solo vivere nel suo ambiente, stare chiuso nella sua terra e sentire che se abbiamo talenti, metti a disposizione di altri ancora, no? Di aprire queste frontiere, no? E ricevere anche da parte di altre culture, no? Apporti. Noi abbiamo qui nella parrocchia molti, diciamo, anche migranti qui di Latino America, no? Del Paraguay, della Bolivia, del Perù, non tanto del Brasile, però più di queste nazioni che danno il loro contributo come operai, come anche a livello, io li ho qui nella scuola, e adesso abbiamo un gruppo di venezuelani anche che ci hanno dato un gran esempio di cultura, no? Mi sembra che sono ok. Ok, grazie Don Claudio per la tua esperienza, ma soprattutto per il simbolo di quello che è stato fatto nelle Focolars Furlans di Buenos Aires, che dobbiamo dire che addirittura è la 95 anni quest'anno di fondazione del Fogolar Furlan di Buenos Aires. Io mi auguro di festeggiarlo questo autunno e poi venirti a trovare a
a Castelmonte che sei riuscito a fare, ma soprattutto a rivisitare quel bellissimo istituto professionale dove hai insegnato un mestiere, insegnato a lavorare a tantissimi giovani e disadattati. Si è collegato, grazie Don Claudio, si è collegato dall'Australia. Martin, sì. Ecco Federico, porta il tuo saluto alla tua breve esperienza, grazie. Ok, mi sentite ora? Sì, forte e chiaro, vai. Ok, grazie. Buonasera a tutti, specialmente ai friulani del mondo che sono in ascolto. Complimenti e congratulazioni anche agli organizzatori che abbiamo sentito finora. Come avete detto, io sono Federico Martin, nato a Sevegliano, provincia d'Udine, classe 1949, e sono referente dell'Associazione dei Focolari Friulans Australia, il paese dove ora io vivo, dal lontano 1959. Sono anche il segretario del Focolare Friulano di Melbourne, che quest'anno compie 65 anni dalla sua fondazione. In tutta l'Australia ci sono 8 focolari che io rappresento all'Ente Friuli del mondo. L'Australia è vasta e i nostri focolari sono sparsi in tutte le città di questo continente, come a Perth, Adelaide, Melbourne, Canberra, New South Wales, Sydney, Brisbane ed Inbula, che si trova vicino alla costa corallina nel nord del Queensland. Siamo a distanze di migliaia di chilometri l'uno dall'altro, e il focolare più vecchio d'Australia è quello di Brisbane, che quest'anno compie 66 anni. I focolari hanno un bel numero di tesserati e la maggior parte di questi sono friulani di prima, seconda e terza generazione. Naturalmente quelli di prima generazione stanno pian piano diminuendo, ed è il nostro compito di cercare di rimanere pertinenti alle nuove generazioni. Le statistiche ci dicono che di 3 milioni di friulani che si trovano nel mondo, anche in Friuli, si trovano solo 850.000. Nell'ultimo censimento che si è rivelato qui in Australia, ci sono 185.000 persone nate in Italia. Il 65% di questi sono di un'età di 65 anni o più. Gli italiani incominciarono ad emigrare in Australia nei primi anni dell'ultimo secolo. Erano ben accettati come sodi e seri lavoratori. I lavori di costruzione, di sboscamento, di minatori o di tagliacanne da zucchero erano molto pesanti, ma ben pagati. Perciò gli italiani erano attratti a quei lavori. Il maggior numero di italiani arrivarono però in Australia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Come dal 1950 al 1960 arrivarono 66.000 italiani. Dal 61 al 70 55.000 italiani, e dal 1971 al 1980 sui 10.000 italiani, e poi ogni decennio diminuì su circa 2.000 persone all'anno. Però in un periodo di 5 anni, dal 2011 al 2016, nuovamente ci fu un gran influsso di 12.000 emigrati, e questi ultimi erano in maggioranza un gran numero di giovani single neolaureati che cercavano lavoro. Grazie Federico. Volevo chiederti una cosa, tu il primo lavoro che hai fatto lì in Australia? Il mio primo lavoro che ho fatto in Australia, io sono stato a scuola prima di tutto, e poi mi sono laureato in elettronica e in robotica, e ho lavorato per la General Motors per molti anni, e ho lavorato in tutto il mondo con loro. Anche in Italia.
Federico, veramente è un onore, un orgoglio avere persone come del genere che hanno rappresentato la nostra immigrazione. Cederei la parola adesso per concludere con l'ingegnere José Zanella, che oltre ad essere referente dei Focolars del Brasile è anche agente consolare per Rio Grande del Sud e presidente del Circolo Friulano di Santa Maria in Brasile. Mandi José. Mandi. Saluto a tutti i partecipanti presenti al Palazzo San Callisto. Saluto alla comunità friulana del mondo, ai miei compagni che sono qui presenti a questo evento. Come agente consolare d'Italia a Santa Maria Rio Grande do Sul, saluto a tutti gli italiani che sono immigranti, che sono venuti dal Veneto, dall'Emilia Romagna e di altre regioni d'Italia. Saluto il nostro presidente Loris Basso e i miei complimenti per l'iniziativa. Saluto il Don Fabio Baggio che ci ospita e saluto a tutti che ci ascoltano in tutte le parti del mondo. Allora, io il saluto che invio qui oggi è di una persona discendente di un immigrato e voglio sottolineare l'importanza dell'accoglienza a un immigrato. Il risultato che un immigrato porta a un paese dove arriva dipende dall'accoglienza che riceve. Sentivo le altre manifestazioni che dicevano l'importanza dell'accoglienza. È vero. Il Brasile, qui in Brasile siamo al sud del Brasile, vicino all'Argentina, ai limiti con l'Argentina e Uruguay. È una regione dove sono arrivati moltissimi friulani, particolarmente della città di Gemona del Friuli, di Pordenone, di Udine, di diverse altre parti del Friuli, Veneti e altre regioni. Allora, oggi qui la nostra regione nel momento è una immigrazione di prima del Novecento. Prima del Novecento è arrivato il mio bisnonno. Lui è arrivato qui portando la cultura del lavoro, portando l'amore alla famiglia e la religiosità. Per capire meglio e per sottolineare tutto questo, la prima cosa che la comunità dove si inserivano cosa che facevano era costruire la chiesa. E intorno alla chiesa si costruiva la comunità, nasceva tutta una società. La verità è che i nostri migranti, i miei antenati, quando sono arrivati qui, sono accolti in modo, alle volte si dice non è stato molto bene accolto, però aveva un'accoglienza significativa da parte dei governi, sia brasiliano sia italiano. E la Chiesa era sempre presente e l'amore alla famiglia era sempre presente. Si può dire che altro che accoglienza, i discendenti hanno costruito questa parte del Brasile qui al sud. Oggi le industrie, molte sono friulane, molte sono venete e così via. Le università, la presenza dei professori all'università è molto presente, professori di origine italiana. La nostra università qui a Santa Maria con 30.000 studenti, circa il 40% sono professori di origine italiana, hanno il cognome italiano. Vedi l'importanza di quello che è stato costruito. Io direi che l'integrazione che la gente portava, la voglia di fare che i friulani portavano, ci permettono di dire che sono stati parti attive. E io nella condizione di discendente voglio enumerare cosa faccio io qui oggi per capire dove può arrivare, che risultati può arrivare l'accoglienza e un lavoro integrato in una comunità.
Io sono professore all'Università di Santa Maria, sono matematico, sono ingegnere edile, sono, come diceva Loris Basso, sono presidente del Circolo Friulano, sono anche agente consolare. E io sono grato, veramente sono grato all'accoglienza che abbiamo avuto qui, i miei antenati hanno avuto, e tutto quello che hanno fatto, la voglia di fare portata dal Friuli e di altre regioni, sono veramente le cose che hanno supportato l'idea di costruire il Brasile. Se da questa parte del Brasile siamo così in grado di dire che stiamo bene, è perché la presenza di discendenti del Friuli è stata molto importante e ancora è importante. Per questo direi, che Grazie José, io direi grazie, un applauso alle testimonianze di Don Claudio, di Federico e di José, veramente grazie, e ci potete aiutare, vi disturberemo ancora, ma è un piacere sentirsi e quindi continuiamo sui lavori. Grazie, e chi deve andare ancora a dormire può dire che è libero. Grazie. Parliamo ancora di lavoro e di economia, di una economia rispettosa dell'ambiente e delle persone. Banca e sostenibilità, un nuovo modo di operare a sostegno dell'evoluzione green e digitale della nuova agricoltura italiana in ottica collettiva. Di questo ci parlerà il dottor Massimiliano Catozzi, responsabile direzione agribusiness di Intesa San Paolo, il centro di eccellenza nazionale dedicato a tutta la filiera agroalimentare. Catozzi insegna alla Luis Business School di Roma. Prego. Pronto? Volevo essere sicuro di aver acceso io il microfono stavolta. Innanzitutto, buongiorno a tutti, ringrazio il professor Baggio e il presidente Basso per tutti, per l'invito a questa importante tavola. Massimiliano Catozzi, responsabile direzione agribusiness. Allora, oggi abbiamo una presentazione, ma ho avuto talmente tanti spunti da questa ora insieme che vi lascio la presentazione con tanti dati e vi vorrei invece parlare io di quello che è il nostro mondo, quello che stiamo vivendo, quello che è Intesa e quello che è oggi l'agricoltura come la vediamo. Allora, partiamo da un primo punto, le sfide di questo settore che oggi è chiamato agroindustriale, perché non è più solo agricolo, ma include tutta la filiera che è agricoltura, silvicoltura, pesca, trasformazione della materia prima alimentare e tutta la distribuzione. Oggi siamo di fronte a livello mondiale a 4 grandi sfide, abbiamo toccato il Canada, il Brasile, l'Australia. Allora, a livello mondiale abbiamo 4 sfide. Prima di tutto l'aumento della popolazione mondiale, toccheremo i 9 miliardi nel giro di 20-25 anni, un cambiamento climatico che ogni anno ci porta ad avere temperature in crescita tra 2 e 4 gradi centigradi, una desertificazione ovviamente che sta avanzando e anche una perdita di biodiversità, che biodiversità è proprio la caratteristica fondamentale che rende distintivo il cibo italiano nel mondo. Allora, tutte queste sfide ci portano a dire semplicemente una cosa, che domani probabilmente dovremo avere un cibo più sostenibile e meglio distribuito a livello mondiale. Allora, perché l'attenzione a un settore come quello agroindustriale in Italia? Un'attenzione da parte di una banca di sistema come la nostra è semplicemente per dimensioni. La filiera agroalimentare e agroindustriale italiana vale circa 530 miliardi di fatturato all'anno, vuol dire che rappresenta più o meno il 20-24% del prodotto interno lordo. Molte volte non ci si pensa, ma questo è quasi 3 volte il settore automobilistico italiano. Ecco, però questa grande dimensione si sposa con dei limiti. Oggi abbiamo parlato
Di limiti abbiamo parlato di costruire un futuro. Allora, quali sono i limiti? Ancora questo grande fatturato è fatto da piccole, piccolissime aziende che oggi hanno ancora una dimensione media tra i 4 e i 7 ettari. Pensate che solo in Germania e in Francia abbiamo aziende che in media hanno 25-30 ettari di dimensione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la capacità e il sostentamento che possono avere queste aziende non può contare sulle sinergie. Secondo punto che mi sono segnato, che è importante, è che l'Italia in questa grande eccellenza, perché abbiamo parlato di eccellenze nel mondo, ma l'Italia in questa grande eccellenza non è autosufficiente. Cioè noi esportiamo dei prodotti agroalimentari nel mondo che hanno un altro valore di fatturato perché sono riconosciuti, hanno qualità, come le nostre persone nel mondo. Il tema è che se andiamo a vedere i singoli comparti, solamente il vino, la frutta e la carne avicola sono autosufficienti. Per il resto continuiamo a comprare all'estero. Quindi abbiamo un deficit agricolo. E questo è una cosa che mi è venuta in mente proprio dalle parole che dicevate. Un terzo punto che vorrei sottolineare è la non sostenibilità del nostro settore qua in Italia. Pensate che tutti parliamo di biologico, tutti compriamo biologico, solo il 4% di tutto il terreno agricolo e superficie agricola utile in Italia è coltivata a biologico. Parliamo del 4% di 15 milioni di ettari in Italia. Ecco, allora davanti a delle sfide di questo tipo, che sono tali perché purtroppo il settore dell'agricoltura ha tempi lunghissimi. Investire in un nuovo vigneto richiede anni. Oggi siamo abituati ad avere interessi mensili. Questo è il grande tema. E allora è proprio in momenti di discontinuità, come quello che abbiamo vissuto nel post-pandemia, nei momenti di discontinuità come quello che, ahimè, stiamo gravemente vivendo in questo periodo, è importante investire. Allora, dove occorre investire oggi in agricoltura? Prima di tutto nelle terre. In Italia adesso verranno rimessi a coltura circa 800.000 ettari di terre che erano state non coltivate negli ultimi anni. La seconda cosa, è importante oggi investire in tecnologia, perché la tecnologia permette due grandi risultati. Il primo risultato è l'aumento della produttività dei terreni e quindi sfamiamo più persone. Dall'altro lato, la tecnologia consente di utilizzare meno materie prime, meno ingredienti come l'acqua, che è un bene fondamentale, per l'irrigazione. Il terzo punto, e qua arriviamo, è importante investire in capitale umano. Pensate che l'Italia, con un settore così grande, abbiamo paragonato a quello dell'automobilismo, dove abbiamo i grandi ingegneri italiani, per il 33% il settore agricolo italiano dipende da immigrati. Immigrati oggi regolarizzati e tutto quanto, ma per il 33% dipende da immigrati. Ed è qui che deve avvenire uno dei grandi cambiamenti, perché se vogliamo vedere un'agricoltura che sia innovativa, tecnologica e sostenibile, non dovremo più fare affidamento in generale sul lavoro come forza lavoro, ma lavoro come intelligenza, conoscenza, capacità di utilizzo delle tecnologie per aumentare la produttività e ovviamente sfamare più persone alla fine della catena del valore. Allora, nel momento in cui i tempi in un settore come questi sono molto lunghi, nasce una banca come quella lanciata dal gruppo Intesa San Paolo, dell'agribusiness, un centro di eccellenza che ha un primario obiettivo, che è quello appunto di cercare di mitigare la grande differenza che c'è tra i tempi dell'economia e i tempi dell'agricoltura. L'economia ragiona in 3-5 anni, l'agricoltura ragiona in 15-20 anni. Noi siamo qua in mezzo proprio a cercare di mitigare questo fattore. Cosa siamo e cos'è oggi la Banca dell'Agribusiness? Banca dell'Agribusiness è una direzione del gruppo Intesa San Paolo, che ha 250 sportelli all'interno del paese, ha 1200 professionisti sul territorio italiano, 1200 professionisti che non sanno solo di finanza, ma sanno anche di agricoltura per poter anticipare
tutti i bisogni dei clienti. Cosa abbiamo fatto? In breve, sarò rapidissimo perché non voglio togliere veramente spazio agli speaker successivi e al concerto. Cosa abbiamo fatto di importante? Vorrei solo sottolineare tre grandi azioni. La prima, stiamo cercando di accelerare quella che è la messa a terra del PNRR in Italia. Il PNRR in Italia dedicato dai 7 ai 15 miliardi a seconda di come si voglia considerare al settore dell'agroalimentare italiano. Allora, siamo partiti da un concetto molto, molto chiaro. Prima di finanziare, prima di supportare tutti i clienti, ci siamo fatti promotori di un'azione di formazione di tutte le piccole aziende in Italia. Abbiamo costituito un sito, un website assolutamente gratuito, accessibile a tutti, che dà la possibilità di sapere in tempo reale quali sono tutti i bandi disponibili per le aziende e quindi di avere accesso a queste grandi fonti. La seconda cosa, abbiamo costituito le filiere come dice Intesa San Paolo, filiere in cui grazie alla capacità di credito della grande azienda che sta a monte della filiera, tutte le piccole aziende si possono finanziare, quindi avere un accesso al credito, poter investire e diventare grandi, dai 4 ai 5 ettari, ai 10, ai 15 e speriamo ai 30 o 50. Ultimo punto, i giovani. Stiamo chiedendo nei giovani ovviamente senza guardare la nazionalità, ma i giovani che credono in progetti di questo tipo, e per fare questo vogliamo spingerli non solo a studiare e a farsi parte attiva di questo settore, ma diventare nuovi imprenditori. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di ridurre le barriere all'ingresso per diventare imprenditori nel settore dell'agroalimentare. Chi non ha i soldi di fatto per comprare beni strumentali, li compra la banca e glieli noleggia, di modo che può partire subito nella propria attività. Allora sicuramente abbiamo davanti una grande sfida fatta da tutti questi cambiamenti a livello internazionale, ma più di una sfida io la vedrei come una grande opportunità di costruire anche un settore dell'agricoltura nuova che sicuramente sarà fatto da innovazione, conoscenze e soprattutto di persone. Grazie. Riguardo all'immigrazione abbiamo visto dunque che dopo l'accoglienza bisogna passare all'integrazione. Ecco, l'Italia è diventata negli ultimi decenni terra di approdo di tanti, ma è ancora terra di emigrazione, soprattutto di giovani. La mobilità è un fenomeno che esiste da tempo, tutti noi siamo il risultato di questa contaminazione di gente diversa. La dottoressa Delfina Licata è sociologa e la referente dell'area ricerca e documentazione della Fondazione Migrantes, organismo della Conferenza Episcopale Italiana, istituito nel 1987, ed è la curatrice del rapporto Italiani nel Mondo. Dottoressa Licata, prego. Grazie, buonasera a tutti. Sono un abitué degli incontri dell'Ente Friuli nel Mondo e di questo sono particolarmente grata al Presidente Basso. E sono particolarmente grata anche di essere qui ospite del Dicastero e di Padre Fabio Baggio, perché sono rari i momenti in cui abbiamo la possibilità di riflettere sulla mobilità umana e italiana in particolare legata all'Italia con questa ricchezza e nella complessità che il tema ci indica a noi studiosi. E proprio come abbiamo fatto in questo tempo insieme, con un continuo passaggio dal presente al passato e guardando anche ai diversi tempi della migrazione, lo abbiamo sentito dalle testimonianze, le diverse generazioni della mobilità, tanto i giovani, tanto gli anziani, ma considerandoli nell'oggi, quindi nell'attualità della mobilità italiana, e anche considerando in realtà chi ha fatto esperienza migratoria, quindi chi è partito nel recente passato o nel lontano passato, chi è nato all'estero e chi discende appunto da italiani all'estero. Ecco, Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti ci ha ricordato che le migrazioni costituiranno un elemento fondante del futuro del mondo.
e ha affidato a questa stessa riflessione il messaggio per la 108ª giornata mondiale del migrante e del rifugiato: costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. Non c'è paese, non c'è popolo che non sia oggi in cammino. Il mondo è in movimento, possiamo dire. È un cammino di persone che coinvolge anche il nostro paese, le nostre comunità, le nostre famiglie, perché oltre 5 milioni di persone di 190 nazionalità diverse vivono oggi in Italia, nelle nostre città, ma anche perché oltre 5 milioni e mezzo di persone dall'Italia si sono messe in cammino e vivono in tutti i paesi del mondo. Si tratta di giovani, giovani adulti, studenti, lavoratori, madri, padri, famiglie, minori accompagnati e non, richiedenti asilo e rifugiati. 100.000 in particolare sono i rifugiati in Italia negli ultimi 3 anni, dal 2019 al 2021, e 20.000 circa dall'inizio del 2022. È il complesso mondo della mobilità umana legato oggi all'Italia, in entrata e in uscita, ed è affidato dalla Conferenza Episcopale Italiana alla Fondazione Migrantes, che opera attraverso la conoscenza scientifica, la formazione, la corretta informazione, l'accompagnamento ecclesiale e l'impegno sociale. Negli interventi che si sono susseguiti, il filo conduttore è la persona migrante, come attore protagonista della storia, chiamato, come dice Papa Francesco nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, a maturare in umanità, perché siamo fondamentalmente esseri sociali, viviamo di relazioni. E dalle relazioni veniamo provocati per creare legami nuovi, incontri che arricchiscono identità più complesse. Siamo esseri sociali in divenire e questo movimento continuo e costante raggiunge la massima espressione nella persona migrante, e nonostante la nostra storia di paese, di popolo, strutturalmente connessa al fenomeno della migrazione, non riusciamo ancora oggi a riconoscere il grande valore della mobilità umana, l'opportunità cioè di leggere il nostro presente con le lezioni che la storia ci ha insegnato sulla pelle delle nostre stesse famiglie. L'ente Friuli nel mondo è in Italia e nel mondo testimonianza preziosa di come il nostro presente italiano di mobilità sia profondamente legato al nostro passato emigratorio. Nel momento in cui l'Italia è in Europa il primo paese per longevità e spopolamento, in un tempo in cui l'unica Italia che cresce è quella che mette radici fuori dei nostri confini, occorre ripensare al mondo della mobilità, valorizzandolo e promuovendo la conoscenza della realtà vera della migrazione, dei numeri e delle storie reali. A questo servono i diversi studi e progetti culturali che la Fondazione Migrantes realizza annualmente, ciascuno specificatamente dedicato a uno dei mondi della mobilità, perché questa complessità per studiare questa complessità è necessario avere degli strumenti idonei. Quindi da un lato abbiamo un rapporto sull'immigrazione, un rapporto sull'immigrazione italiana, un rapporto sul diritto d'asilo. È doveroso impegnarsi affinché le diverse forme di mobilità si arricchiscano del principio che le rende sane e virtuose, ovvero la circolarità. Alle partenze devono corrispondere gli arrivi. Lo vediamo con l'Italia, che oggi vive una mobilità direi malata, perché è fatta di unidirezionalità. I giovani e i giovani adulti vanno via dall'Italia, oltre 109.000 durante l'ultimo anno, l'anno della pandemia, anzi dovremmo dire nonostante la pandemia, ancora una volta oltre 109.000 dei nostri giovani e giovani adulti sono andati fuori, di cui oltre 2.700 dal Friuli Venezia Giulia, ma non c'è un ricambio di energia e creatività, di vitalità e competenze, ecco l'unidirezionalità che non diventa circolarità. Il riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze per chi è arrivato nel nostro paese con altra nazionalità o per chi sta arrivando da richiedenti asilo è una delle prime battaglie di civiltà a cui seguono la revisione della desueta legge sulla cittadinanza, la promozione dei migranti come persone che non chiedono e basta, ma che sono in grado di dare, sono persone ricche, non sono persone povere, non chiedono, se gli diamo l'occasione riescono anche a dare e ci danno anche tanto. Aggiungo la tutela dei migranti come donne e come uomini, come famiglie, come minori e il loro diritto all'istruzione, come lavoratori.
La nostra storia migratoria sul tema della tutela del lavoro e della salute ci insegna tanto. Pensiamo ad esempio ai minatori, alla tragedia di Marcinelle, una su tutte, alla tutela della malattia, la silicosi, alla battaglia per rendere i lavori, anche i più pericolosi come lo scendere nel ventre della terra, il più possibile sicuri. Gli italiani del Novecento sono stati pionieri in queste battaglie di tutela e sicurezza per le persone migranti. Può promuovere la capacità dei migranti al di là della loro nazionalità e al di là del luogo in cui il migrante si trova. E questo è l'impegno civile a cui siamo chiamati. Pensare all'educazione anche finanziaria, l'abbiamo sentito prima da chi mi ha preceduta, pensare all'educazione delle nuove generazioni nate dalla migrazione o che fanno esperienza di mobilità, generazioni sovranazionali, europee e cosmopolite. I giovani lo hanno capito e vivono un mondo multiculturale e ci insegnano a farlo. Ovvio che non mancano i problemi e gli incidenti, ma ci istruiscono sul valore del rischiare e noi adulti, chiamati ad accompagnarli in esperienze d'esempio, arranchiamo e non siamo attrezzati con strumenti interculturali al passo con i tempi. Un ultimo elemento fortemente richiamato, l'attenzione per i territori. Proprio lo spopolamento di cui parlavo prima ci spona a trovare soluzioni per l'emergenza demografica che è sotto gli occhi di tutti, ma che può diventare terreno fertile per una nuova stagione fatta di comunità aperte e accoglienti, interrelate, interconnesse e non solo dalla rete digitale, ma da quella sociale, fatta di prossimità, di reciprocità, di associazionismo, di volontariato. Tutti elementi portanti della nostra tradizione nazionale e quella che abbiamo sentito con i Fogolar che ce lo testimoniano pienamente nei loro lunghi anni di vita e di esperienza. Più volte durante la pandemia le parole del Papa "non ci si salva da soli, siamo tutti sulla stessa barca" sono state fatte proprie dai soggetti più diversi. La grande lezione della pandemia è la solitudine e oggi la solitudine oggi la strada della sconfitta assicurata. La pandemia di Covid-19 ha accelerato un cambiamento d'epoca, già in corso da tempo e che sta portando l'umanità verso una nuova era che possiamo definire della interconnessione e della interazione, dove l'essere divisivi è sostituito dalla compartecipazione, dalla prossimità e dalla compassione. Il luogo dove esercitare questo sguardo di prossimità è il territorio. Si tratta, in altri termini, di un ritorno alla dimensione micro, al borgo, in cui ritrovare una fratellanza efficace, uno spirito di compassione che leghi le generazioni, esattamente quello che la pandemia ha messo in luce, l'esigenza di agire insieme per il benessere comune. Sogniamo, dice Papa Francesco nella Fratelli Tutti, come un'unica umanità, come viandanti fatti della stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua fede e delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli. Papa Francesco fa appello al nostro stile di vita, al nostro atteggiamento sociale, ma anche al modo di stare al mondo, al rispetto per l'ambiente e per la madre terra che ci ospita. Il dottor Cattozzi ce l'ha messo bene in evidenza prima, ma unisce la fratellanza e l'amicizia sociale, affermando che se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per una comunità di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni, l'illusione globale che ci inganna crollerà rovinosamente, lascerà molti in preda alla nausea e al vuoto. Uguaglianza acquisita, cittadinanza piena ed attiva, impegno sociale e consapevole e maturo. C'è un futuro da costruire e abbiamo bisogno di operai per farlo, abbiamo bisogno di partecipazione e di nuovi attrezzi al passo con i tempi. Abbiamo bisogno che ciascuno faccia la propria parte, giovani adulti e anziani, e abbiamo bisogno della memoria che accende il faro della consapevolezza dei nostri limiti. Ciò che costruiremo e ciò che saremo e avremo è tutto. Ciò che costruiremo è ciò che saremo e avremo tutto inizia oggi e non domani. Prosit. Grazie dottoressa Licata, grazie a tutti voi che siete intervenuti, a chi è in collegamento, grazie a voi che avete ascoltato questi interessanti davvero interventi. Lanciamo ora il brindisi con un vino speciale denominato Isaia.
Ci accompagna il brano musicale Mescetemi il vino di Giuseppe Verdi, interpretato dal tenore Francesco Grollo. E seguirà il saluto finale di Fabrizio Tomada, conte del Ducato dei Vini Friulani. Al termine siete tutti invitati ad assistere a un breve concerto dell'Orchestra d'Archi del Conservatorio di Musica Santa Cecilia, diretta dal maestro Michelangelo Galeati. Vi ringraziamo tutti di cuore. Mescetemi il vino, un solo bicchiero fra caudi terreni, non sei menzognero, tu vita dei sensi, letizia del cor. Ma mai mi infiammaron quei sguardi fatali, credei l'amicizia fanciulla senz'ali, follia dei primi anni, fantasma illusor, mescetemi il vino, dolcezza del cor. L'amico, l'amante col tempo ne fugge, ma tu non paventi chi tutto distrugge, l'età non t'offende, t'accresce virtù. Sfiorito l'aprile, cadute le rose, tu sei che in allegri le cure noiose, sei tu che ne torni la gioia che fu, l'età non t'offende, t'accresce virtù. Chi meglio risana del cor le ferite, se te non ci desse la provvida vite, sarebbe immortale l'umano dolor. Mescetemi il vino, un solo bicchiero fra gaudi terreni, non sei menzognero, tu vita dei sensi, letizia del cor. Tu vita dei sensi, letizia del cor. Abbiamo da parte del Conte per il Ducato di Vini la collaborazione per aver creato questo vino assieme all'Ente Friuli nel Mondo. Vedo che girano i calici, quindi dovremmo dire nunc est bibendum, avventurandomi su una lingua a me non nota, se non nei studi classici, quindi Don Baggio lei mi capisce e mi sarà in qualche modo indulgente nell'errore che posso fare. No, quello che è piacevole, al di là di quelle che sono le considerazioni di fondo, è ragionare insieme col fatto del vino. Il vino è una parola che nella Bibbia compare 278 volte in 258 versetti. Beh, insomma, mi pare che sia una cosa, diciamo, non singolare, ma piuttosto importante. Poi andiamo a raccontare o capire cos'è significa il vino e la produzione del vino in tanti anni, no? Ripartiamo ai tempi di Dioniso, per poi arrivare a qualcosa di molto più vicino, che è più vicino a noi, in quello grande racconto che è la storia della Bibbia, quel grandissimo racconto straordinario dove nella Bibbia si parla per la prima volta di colui che ha coltivato il vino ed ne è rimasto in qualche modo purtroppo colpito in maniera negativa, che Noè nel capitolo 9 della Genesi, versetto 20 e 21, si dice che si addormenta e poi succede quel che succede. Tutto questo ci deve, così per introdurci un po' in quello che è l'argomento recitato oggi e in qualche modo
così omaggiato, soprattutto in un momento in cui abbiamo discusso di temi importanti. Mi venivano le vene ai polsi, mi tremavano le vene ai polsi quando il nostro professore ha raccontato 500 miliardi di agroalimentare. Ma i friulani e il vino friulano contribuisce per 30 milioni di euro, ma nel totale 12 miliardi l'esportazione italiana di vino nel mondo. Quindi non è che poi siamo così dietro. Lo dico, approfitto di questo momento per raccontare un po' le cose del vino. Poi non dimentichiamo quelle che sono anche le simbologie nella Bibbia, il vino, o meglio il vitigno, il grappolo d'uva, il fico, qualcosa che appunto accompagna la storia del popolo eletto che sono gli ebrei. A quel punto non dimentichiamo quando Mosè dice agli uomini andate a Cana a vedere cosa succede, quelli ritornano con l'uva e con un vitigno, quindi non è poi qualcosa di importante il Vangelo nel Nuovo Testamento. Qual è il grande miracolo che fa Gesù? La trasformazione dell'acqua in vino, il che non è secondario se pensiamo che uno dei primi miracoli che Gesù fa, vestito da uomo, indossando gli abiti di uomo, per poi trovarsi ancora una volta questo nettare, chiamiamolo noi amanti del vino, nettare divino, ma in tutti i sensi, trovarsi in difficoltà, trovarsi in un momento difficile, quando in quella sera qualcuno lo tradisce. Ed è quella sera dove il vino diventa, nel sacrificio quotidiano che noi andiamo a recitare nell'altra messa, il vino diventa bevanda di salvezza. E allora non possiamo non pensare oggi che il Ducato dei Vini Friulani, anzi l'ente Friuli nel mondo, il Ducato dei Vini Friulani, sommessamente io rappresento qui oggi la contea, anche la contea c'ha non 160, ma insomma c'è qualcuno in giro per il mondo che rappresenta un po' la volontà del Friuli di portare in giro le sue tradizioni agroalimentari, agroenologiche. Ecco che allora, grazie al fatto che il Ducato dei Vini Friulani e l'ente Friuli nel mondo in qualche modo vuole partecipare attivamente alla missione universale di costruire l'umanità con un destino comune e avere oggi nella nostra memoria il potente messaggio universale che il Padre Santo ha camminato da solo nella Santa Piazza di San Pietro il 27 marzo 2020. Ed ecco che abbiamo creato un vino straordinario. Là dentro c'è una fantasia, c'è una sinfonia di Pignolo, Refosco, Schioppettino, viti autoctone, sentite il profumo, cantano da soli, al di là di quel grande e straordinario momento che ci hanno dedicato i nostri artisti, ma insomma anche là dentro c'è un po' di suono, sentite oltre al profumo. Quindi dicevo, abbiamo creato insieme uno straordinario frutto della terra, dello stesso tempo opera della persona umana, frutto di lavoro, in alleanza con la terra, con il creato, quel creato che spesso noi dimentichiamo, che in qualche modo maltrattiamo, direi una parola non certamente piacevole, ma insomma in qualche modo violentiamo costantemente. Il professore ha parlato di sostenibilità, io mi occupo anche di questi temi e devo dire che veramente dimentichiamo quello che è la salvaguardia del creato. E dicevo, in alleanza con la terra, con il creato, a suo tempo una vera prospettiva di comunione, come l'operaio della vigna e l'operaio della cantina insieme, che lavorano per il vino. Ecco che allora abbiamo voluto in qualche modo mettere insieme il lavoro che nasce dall'opera di seminatori che hanno lavorato migliaia di anni fa. Quindi queste sono un po' le cose che abbiamo cercato di sintetizzare in quella bottiglia. Opera che diventa arte, perché la sua natura risiede nell'impegno dell'essere umano e realizzarsi con questo tipo di azione, con questo tipo di attività. Abbiamo dedicato la nostra bottiglia, la nostra arte, al profeta di terre lontane, il profeta Isaia, uno dei primi profeti, e quindi vorrei dire questo è un significato che non è solo un significato laico, ma è anche un significato religioso. Direi un nunc est bibendum, e finisco con una frase. È vero prosit, ma io gli dico delle robe furlane, mandi, che significa nelle mani di Dio. Evviva!